Sarà presto libero l'assassino di Federica Squarise, la 23enne padovana uccisa nel 2008 mentre era in vacanza in Spagna. Il suo assassino potrà beneficiare di permessi premio. Shock della famiglia, è scandaloso. Chiuse le indagini sulla tragedia del pullman ungherese avvenuto il 20 gennaio 2017 con 17 vittime, 6 indagati. Si esibiva davanti alle bambine cercando di confondersi tra la folla che ieri pomeriggio assisteva alla sfilata di carri a Conegliano. Uomo denunciato. Bufera sul Movimento 5 Stelle, 2 veneti tra i parlamentari accusati di irregolarità nei rimborsi, mentre il trevigiano Borrelli, che ha lasciato a sorpresa il partito, si fa vivo con un post parlando di illazioni. Prima il botto, poi le fiamme alte, taxi acqueo incendiato nella notte a Venezia, vicino a un pontile a CTV. Intervento dei vigili del fuoco, un atto molto probabilmente doloso. Se prendo 5 mio padre mi picchia, o così un ragazzino si è rivolto al proprio professore di matematica. Lo studente tredicenne era da tempo vittima di maltrattamenti, l'uomo indagato. Su un 118 provincia di Treviso insieme in un progetto per insegnare nelle scuole la rianimazione cardiaca e l'uso del defibrillatore. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la notizia shock che arriva dalla Spagna, cioè che l'assassino di Federica Squarise, la povera Federica Squarise, lo ricorderete, la 23enne padovana, uccisa, violentata e uccisa mentre era in vacanza in Spagna nel 2008, ebbene l'assassino potrebbe presto uscire dal carcere con dei permessi premio, uno shock ovviamente per la famiglia della ragazza che dice è una notizia scandalosa. Non sono neanche trascorsi 10 anni dall'omicidio di Federica Squarise, la 23enne di San Giorgio delle Pertiche, uccisa mentre si trovava in vacanza in Spagna, e le porte del carcere potrebbero già aprirsi per l'uomo condannato per il suo assassinio. Víctor Díaz Silva, barista uruguaiano, arrestato a quasi 2 settimane dal delitto e condannato a 17 anni e 9 mesi di carcere. La giustizia spagnola gli aveva concesso una riduzione della pena per aver collaborato con gli inquirenti, confessando il delitto e raccontando che la giovane padovana aveva rifiutato un rapporto. L'omicidio era stato compiuto proprio per evitare, aveva spiegato, una denuncia per violenza. Ora l'espiazione di 2/3 della pena e la somma degli sconti per buona condotta potrebbe presto consentirgli dei permessi premio, un'eventualità definita scandalosa dalla famiglia della vittima. Silva, 39 anni, conosciuto come il Gordo, nullatenente clandestino in Spagna, era anche stato condannato dalla giustizia spagnola ad un risarcimento di 250.000 euro che, affermano i legali della famiglia, non è mai arrivato. Ed ora parliamo della tragedia avvenuta la notte del 20 gennaio 2017, lo ricorderete, lungo la A4 nel Veronese, che ha provocato la morte di 17 passeggeri tra le fiamme, i tanti studenti ungheresi. Ebbene, sono 6 le persone che hanno ricevuto l'avviso di conclusione e indagini per la tragedia di quel giorno, di quella notte. Si tratta dell'autista dell'autobus, del responsabile di allora della tratta A4 Brescia-Padova, dell'allora capo dell'ufficio tecnico e autore del progetto per i lavori di sistemazione dello spartitraffico centrale delle barriere di sicurezza a tripla onda risalente al 1992 e poi ancora dei componenti della commissione nominata dall'ANAS nel 1993 con il compito di collaudare i lavori di fornitura e posa in opera delle barriere stradali. Per tutti l'accusa è la stessa: omicidio stradale di più persone, reato che è punito con una pena massima di 18 anni. E adesso a Conegliano, dove ieri un maniaco ha rischiato il linciaggio della folla perché si esibiva davanti alle bambine cercando di toccarle e di confondersi tra le maschere durante la sfilata dei carri appunto nella città del Cima. L'uomo è stato denunciato e bloccato dalla polizia locale. Approfittava della confusione della ressa del carnevale per avvicinarsi a bambine e ragazzine che assistevano alla sfilata dei carri ed esibire i genitali. L'episodio sconcertante è accaduto ieri pomeriggio a Conegliano durante la sfilata. A notare quell'uomo in atteggiamenti a dir poco sospetti è stato un volontario della Protezione Civile impegnato nel servizio di controllo. L'uomo ha immediatamente avvisato la polizia locale. Gli agenti, subito arrivati sul posto, hanno individuato il maniaco proprio mentre si toccava e si esibiva alle spalle di un gruppo di ragazzine in Viale Carducci, mescolandosi tra la folla. I vigili, assieme al comandante, l'hanno accompagnato fuori dalla ressa, ma a quel punto l'uomo ha reagito spintonando gli agenti e facendoli cadere a terra.
Contemporaneamente parecchie persone, accortisi di quanto stava accadendo, stavano per scagliarsi contro il maniaco per linciarlo. Sono stati gli agenti a sottrarlo alla folla mettendogli le manette e portandolo al comando. Si tratta di un insospettabile operaio di 62 anni, padre di famiglia. È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza pubblico ufficiale. Adesso la pagina politica e partiamo dalla bufera sul Movimento 5 Stelle. Sono due i veneti tra i parlamentari accusati di irregolarità nella questione, nel caso rimborsi, mentre il trevigiano Davide Borrelli, che come avevamo raccontato ieri a sorpresa ha lasciato il partito, si è fatto vivo con un post sulla sua pagina Facebook parlando di illazioni sul suo conto. Leggo nella rassegna stampa odierna che in alcuni giornali sono riportate invenzioni fantasiose, pure illazioni pesantemente diffamatorie che citano circostanze mai avvenute e che mi indicano come autore di condotte che non ho mai tenuto. Ovviamente gli autori saranno chiamati a risponderne. A distanza di quasi 24 ore dall'annuncio dell'abbandono del Movimento 5 Stelle per confluire nel gruppo misto, l'eurodeputato trevigiano David Borrelli, ufficialmente fuoriuscito dal partito per motivi di salute, si fa vivo con un post sulla sua pagina Facebook, lasciando intendere che il collegamento fatto da più parti con lo scandalo dei rimborsi sarebbe del tutto infondato e aggiungendo di essere pronto a denunciare chi si è spinto a dare questa interpretazione alla sua decisione. Ma Borrelli, ai tanti che commentano il messaggio, non fornisce altre spiegazioni e il telefono rimane staccato. Il tutto mentre emergono anche i nomi di due parlamentari veneti tra i cosiddetti furbetti dei rimborsi: il veneziano Emanuele Cozzolino, il cui nome compare tra i 5 irregolari resi noti dallo stesso partito, e la padovana Silvia Benedetti, che compare invece nell'elenco di 10 pubblicato sul sito della trasmissione Le Iene. Anche Cozzolino si fa vivo solo sui social spiegando di aver versato in 5 anni quasi 180.000 euro, ammettendo di aver mancato di versare nel 2014 in un momento di difficoltà personale 13.000 euro con l'intenzione però di restituirli, cosa che dice di aver fatto in questi giorni. Intanto oggi a Roma è prevista una riunione decisiva interna al Movimento 5 Stelle, convocati candidati e parlamentari uscenti per un confronto non semplice sul tema rimborsi e su una campagna elettorale che riserva continui colpi di scena che ci favoriranno, tagliacorto Beppe Grillo, dei boomerang per gli avversari, rincara Luigi Di Maio, ma tra Grillo e Davide Casaleggio aumentano le distanze, elemento questo da non sottovalutare. Ancora la politica, tra i partiti che ritornano nella sfida delle elezioni del 4 marzo c'è anche il Partito Repubblicano. Sentiamo uno dei suoi candidati in Veneto. Il primo punto del programma è la riduzione della spesa pubblica, unica vera strada per poter allentare la pressione fiscale. Torna a ripresentarsi alle elezioni politiche dopo 26 anni il Partito Repubblicano, l'unico tra quelli alle urne il 4 marzo che fu presente all'Assemblea Costituente. Determinante l'aiuto per la raccolta delle firme previste dalla legge di Alleanza Liberal Popolare di Denis Verdini. L'obiettivo è quello di rafforzare la crescita economica e dell'occupazione, quindi sicuramente dovremmo batterci per attuare e anzi rafforzare la strategia Industria 4.0 che è una delle leve che in questo momento stanno consentendo all'economia italiana e in particolare l'impresa manufatturiera di riprendersi. Zanin, manager di Marcon, il veneziano, è candidato per i repubblicani nel collegio di Treviso e accoglie senza esitazioni l'impegno che la nostra emittente chiede in caso di elezione a favore dell'autonomia del Veneto. Sottoscriviamo sicuramente questo appello, molti di noi in occasione dell'ultimo referendum consultivo hanno votato sì, quindi i repubblicani sono in grandissima parte autonomisti in favore di un rafforzamento dell'autonomia regionale. Per repubblicani e Alleanza Liberal Popolare il numero delle regioni andrebbe anzi ridotto e andrebbe previsto l'accorpamento dei piccoli comuni. Siamo favorevoli ad un rafforzamento dell'autonomia proprio per rendere più semplice la vita dei cittadini. E ancora la politica, c'è anche Sinistra Rivoluzionaria tra le liste che si presenteranno al 4 marzo. Ieri sera, ospite di Ferdinando Varino alle 20:10, c'era un candidato di Sinistra Rivoluzionaria, Stefano D'Intino Sante. Sentiamo cosa dice a proposito della legge Fornero e delle tante promesse per abolirla.
Tutti da destra e sinistra stavolta tutti sono per l'abolizione della legge Fornero. In realtà è un momento di pura propaganda elettorale, pura propaganda fatta da chi quella legge intanto per la maggior parte l'ha votata e anche chi non l'ha votata che ne propone l'abolizione. Non dice agli italiani che o si risolve alla radice un piccolo problemino che è quello della restituzione del debito pubblico, o non ci saranno le risorse altro che né per l'abolizione della Fornero ma per nessuna delle propagande che questi così mercanti stanno mettendo in campo. Allora qui dobbiamo entrare in una proposta che è davvero rivoluzionaria e non a caso la mia lista si chiama Sinistra Rivoluzionaria, eccola qua. Allora o noi siamo per l'abolizione e la restituzione al capitale finanziario di quei 70-80 miliardi di debito pubblico o altrimenti nessuna politica, nessuna di investimento in questo Paese sarà possibile nei prossimi decenni, nessuna. Voi siete per la cancellazione della riforma Fornero? Quindi certo, ma okay. Quella è connaturata al fatto di trovare le risorse per la sostenibilità. Torniamo alla cronaca adesso e andiamo a Venezia per il giallo di un taxi acqueo dato alle fiamme, natura probabilmente dolosa, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco. Allora Anna Maria Parisi in collegamento in diretta da Venezia. Prima il boato, un forte botto, ha risuonato nel cuore della notte come una bomba, hanno detto i residenti impauriti dalle successive fiamme che quasi raggiungevano il cielo. Raccontano, l'incendio divampato nella notte appena trascorsa, nell'arco di pochissimi istanti ha avvolto l'imbarcazione, un taxi acqueo di Venezia, ormeggiato in zona Sant'Alvise, proprio vicino al pontile della CTV. Ora il taxi è sotto sequestro, si tratterebbe infatti di un rogo di natura dolosa e non si esclude nemmeno per motivi di ripicca. Infatti non è il primo caso di un taxi che improvvisamente per motivi apparentemente sconosciuti va a fuoco. Sono stati gli stessi residenti a dare l'allarme verso le 3 del mattino perché, come detto, svegliati di soprassalto da almeno un botto proveniente dalle vicinanze dell'imbarcadero. In pochi istanti l'intera barca era stata circondata dalle fiamme, con i vigili del fuoco che sono arrivati subito sul posto e hanno lavorato l'intera notte per avere la meglio sulle fiamme. E per il momento da Venezia è tutto, vi forniremo maggiori dettagli nel corso dei prossimi telegiornali. Restituisco la linea. Grazie Anna Maria Parisi. Adesso nel Vicentino a Camisano per una brutta caduta da un albero e una persona che rischia ora la paralisi. Un tonfo improvviso, l'impatto con il terreno e la corsa in ospedale. Vittima un uomo impegnato probabilmente in alcuni lavori di giardinaggio, ora rischia la paralisi. L'incidente a Camisano in via Pomari nel pomeriggio di martedì. Da chiarire la dinamica esatta dell'incidente. Lo sfortunato sembra aver perso improvvisamente l'equilibrio facendo un volo di un paio di metri. Sul posto l'arrivo dei sanitari del 118 è stato immediato, l'hanno immobilizzato, imbarellato e portato in ospedale. È in prognosi riservata, rischia di portarsi dietro le conseguenze di questa caduta per tutta la vita. Sempre il Vicentino, a Vicenza, brutti voti alle medie, uno studente si presenta in classe con i lividi e allora c'è un'inchiesta della procura. Se prendo 5, un'insufficienza, mio padre mi picchia, la prego. Così un ragazzino si è rivolto al proprio professore di matematica. Lo studente, tredicenne, era da tempo vittima di maltrattamenti da parte del genitore. Si tratta di un operaio vicentino 51enne. La madre, malata da tempo, è ricoverata in una struttura. Il padre alzava con frequenza le mani perché lo studente non andava bene a scuola. Ad ogni insufficienza arrivavano calci e pugni. Il ragazzo si è presentato in classe più di qualche volta con i lividi. L'operaio ora è indagato dalla procura mentre il minorenne è stato affidato a una casa famiglia. Fondamentale l'intervento del professore che ha capito la situazione delicata che aveva di fronte. A Padova ora dove è stato un anziano a incastrare un profugo spacciatore. È stato un anziano residente a incastrare lo spacciatore. È successo in via Trieste. Un nigeriano di 25 anni, richiedente asilo con permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato notato dalla polizia in piazza De Gasperi. L'uomo, accortosi delle attenzioni delle forze dell'ordine, ha iniziato a scappare, facendo perdere in un primo momento le sue tracce. Un anziano residente ha però indicato agli agenti il rifugio del profugo, il cancello di un condominio vicino.
Il 25enne è stato arrestato e trovato in possesso di 2 panetti di marijuana per un quantitativo di 405 grammi. Andiamo in centro Treviso adesso, dove ancora una volta in piazza Santa Maria dei Battuti, già al centro di numerose polemiche per violente zuffe, ancora una volta un episodio del genere, protagonisti per l'ennesima volta dei giovanissimi. Fatica a trovare pace, piazza Santa Maria dei Battuti, nell'intenzione dell'amministrazione comunale, rimessa a nuovo per farla diventare il salotto della città, ma sempre più spesso scenario di risse e liti accese tra ragazzini. Come accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando al termine della sfilata dei carri del martedì grasso, una quarantina di minori tra i 14 e i 15 anni si sono affrontati, prima scambiandosi parole forti, poi passando ai fatti, e gli insulti hanno lasciato il posto a pugni, schiaffi, calci, per poi tirarsi contro biciclette. I residenti hanno chiamato le forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti della polizia locale e dei carabinieri, i ragazzini sono fuggiti, una decina quelli bloccati e identificati nonostante le prime resistenze. Nei confronti dei giovani non è stato preso alcun provvedimento, che probabilmente verrà invece adottato dai genitori convocati in comando dai vigili. Parliamo adesso dell'accordo tra Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia e Autovie Venete per un vero e proprio pugno duro, un giro di vite sui furbetti del casello, un protocollo d'intesa per attivare le modalità più innovative nel recupero dei pedaggi non pagati. Un protocollo d'intesa per i portoghesi del casello. Non si tratta di punire i turisti di Lisbona o Coimbra, ma di tutti coloro i quali viaggiano lungo le autostrade italiane senza pagare il pedaggio. Il documento è stato firmato stamani dai vertici del compartimento della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia e Autovie Venete, alla presenza del direttore centrale della specialità della Polizia di Stato Roberto Sgalla. Si tratta di strumenti di prevenzione e di potenziamento dei controlli, oltre a un corollario di azioni messe in atto per sanzionare i recidivi. Abbiamo a disposizione sia strumenti giuridici che strumenti tecnologici, strumenti giuridici che ci consentono quindi di poter da parte sia della Polizia Stradale che sia dei nostri addetti autorizzati di emettere delle sanzioni di tipo amministrativo e strumenti tecnologici perché soprattutto per i recidivi è possibile in qualche modo poi individuare chi abitualmente non paga il pedaggio e quindi poi successivamente poterlo in qualche modo sanzionare. Nel 2017 sono stati emessi 105.292 rapporti di mancato pagamento per un importo pari a 579.970 euro. Considerando che in media viene recuperato il 45% di quanto non pagato, la cifra evasa si aggira a circa 373.000 euro. Questi dati sono riferiti soltanto a quella parte di pedaggio che riguarda la rete di Autovie Venete e che viene scorporata dal totale della tariffa quando il tragitto percorso comprende più concessionarie. Nel 65% dei casi i furbetti del pedaggio sono stranieri, in particolare autisti di mezzi pesanti, il restante 35% sono cittadini italiani. Sicuramente bisogna ancora lavorare, ma proprio questi protocolli aiuteranno sicuramente proprio come deterrente a ridurre di molto questo fenomeno. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del telegiornale di Antenne 3 per parlare della crisi di un settore importante dell'economia, è il settore delle librerie. Allora, per cercare di uscire da questa impasse, ieri un incontro, un vertice tra gli operatori del settore. Non c'è solo il dato inquietante di un esercito di italiani che non legge, c'è anche la scomparsa progressiva di quei luoghi chiamati da sempre a divulgare l'importanza della lettura. Librerie in crisi, serrande che si abbassano mentre l'e-commerce vola e le grandi catene la fanno da padrone. Librai indipendenti e operatori del settore non si scoraggiano e cercano soluzioni. Tavola rotonda con editori e autori, organizzata da Aliconfcommercio Veneto. Obiettivo: lanciare un messaggio alla politica. Negli ultimi anni ci sono state molte chiusure di librerie, circa 500 su scala nazionale, ci sono 13 milioni di cittadini italiani senza una libreria sotto casa. Quello che noi vorremmo fare è arrivare ad una legge che consenta alle librerie di poter operare nel loro lavoro quotidiano con una condizione di mercato che gli permetta di competere con la grande competizione dell'online e delle librerie di catena.
Maggiore attenzione dunque anche un'altra proposta concreta. Potrebbe essere la detraibilità dei libri dalle spese fiscali dell'anno per le famiglie, perché quello che manca ancora in Italia è una sensibilità del valore che la lettura porta in sé per la formazione e la crescita della persona. La parola d'ordine è salvaguardare l'indipendenza degli operatori del settore. E gli autori cosa possono fare? Poco, secondo il grande narratore delle montagne Mauro Corona, o forse molto. Chi scrive in fondo ha un'arma importante, la sua penna. Il ruolo dello scrittore è farsi leggere, possibilmente essere meno noioso possibile, questo vedo. Adesso l'accordo, il progetto di SUEM 118 e provincia di Treviso per portare nelle scuole la rianimazione cardiaca e l'utilizzo del defibrillatore. La cosa fondamentale è sapere riconoscere l'arresto cardiaco improvviso, chiamare immediatamente i soccorsi componendo il numero 118 per attivare rapidamente il soccorso ed altrettanto rapidamente cominciare ad eseguire la rianimazione cardiopolmonare, le compressioni toraciche in particolare. Saper riconoscere un arresto cardiaco, chiamare subito il 118, intervenire con prontezza. 3 azioni che possono essere determinanti nel salvare una vita e che è bene imparare fin da ragazzi. Per questo il SUEM di Treviso comincerà nei prossimi giorni un ciclo di corsi per gli studenti delle scuole medie, in collaborazione con l'ente di Sant'Artemio. Finalizzata all'insegnamento proprio nelle scuole, attualmente previsto nelle scuole medie, delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Rianimazione possibile anche grazie all'utilizzo del defibrillatore, come quelli che l'ULSS 2 fornirà gratuitamente ai comuni dove si terranno i corsi, per essere utilizzati nel territorio. È importante crederci, perché sempre più è fondamentale avere persone formate all'utilizzo di questi defibrillatori che, come abbiamo capito, salvano la vita se si interviene in tempi molto ridotti. Castelfranco, Conegliano, Montebelluna e Vidor i comuni aderenti a questa prima fase del progetto. Seguiranno Oderzo, Valdobbiadene e un po' alla volta, è l'auspicio di tutti, anche gli altri comuni della Marca. Parliamo ancora di cuore adesso, ma in senso metaforico, perché oggi è San Valentino, e allora la puntata di oggi delle 13, in onda fra pochissimo, è proprio dedicata a San Valentino. Il titolo è tutto un programma, San Valentino o sì, e quindi avremo in studio due fazioni opposte, ovvero Vincenzo Zanatta e Carla Crema, che sono sposati da 51 anni, e Cristiano Penna, che è single da 17 anni, quindi le due visioni diverse, insomma, dell'amore. Poi questa sera 20:10 continua il nostro viaggio tra i candidati alle politiche del 4 marzo, avremo in studio Emanuela Bassan, Partito Repubblicano ALA, e Lucio Gomiero di 10 volte meglio, e in prima serata torna la Zanzega come ogni mercoledì e si parlerà di polenta, di come sia stata protagonista della storia e nelle sorti delle 3 Venezie. In studio come sempre Daniele Marcassa e poi storici, gastronomi e giornalisti, puntata da non perdere. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione, tanto sole ovunque, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 14 febbraio. Sul Veneto la nostra grafica ci mostra che sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento. Su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà quasi del tutto sereno e limpido. Temperature massime tra 4 e 8 gradi, valori minimi tra -5 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bellissima giornata all'insegna del sole. Su tutta la nostra regione il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui settori alpini. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 7 gradi, valori minimi oscillanti tra -4 e -2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Alta pressione e dunque prosegue il tempo stabile anche sulla nostra regione, ampio soleggiamento ovunque con il cielo che si presenterà sereno su tutti i settori. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, minime sotto zero tra -3 e -2 gradi.
Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.